Mi viene da canticchiare. Ingredienti: fagioli rossi o borlo già cotti, una bella salsiccia, pancetta, paprika affumicata, paprika dolce passata, peperoncino, vino bianco, abbondantissima cipolla, un po' di concentrato aglio. Io comincio dalla pasta di salsiccia. Ci apriamo queste belle salsicce, io metto il vino bianco in maniera tale di scioglierlo e non fare i grumoni. Adesso tocca alla cipolla, un po' di pancetta, questa non la buttate, vi serve sempre a cubettini perché deve portare sapore. Mettiamo tutti insieme qua la cipolla e questo lasciamolo pure. Questa è una bella arma per fare queste cotture. Un filo d'olio e poi via cipolla e pancetta. A volo un bell'aglio in camicia. Fate fondere piano sto guanciale, l'olio e la cipolla. È arrivato il momento di mettere la salsiccia almeno 40 minuti. Vi ricordate che dentro c'è anche il vino? Alzate la fiamma e fate evaporare fino a quando la salsiccia non rosola. E mamma mia quanto è buono! Adesso è arrivato il momento di mettere pomodoro concentrato e i sapori piccanti. Io metto un po' di passata, metto una parte di concentrato, un po' di paprika affumicata, un po' di paprika dolce e poi ovviamente il peperoncino. Lasciate decuocere per almeno altri 40 minuti. Aiutatevi con dell'acqua o eventualmente con l'acqua di cottura dei fagioli. Come il ragù napoletano faremo pattugliare. Guardate che è successo qua dentro. La rivoluzione. È arrivato il momento dei fagioli. Tutto dentro. Un'altra ventina di minuti. Adesso tiriamo fuori la creatura. Volete sapere come si mangiano i fagioli alla messicana? Nettamente dalla padella. Ma adesso li impiattiamo. Oh, mi raccomando, non lesinate. Questi sono buoni, eh. Mi viene da canticchiare. Fate i bravi.